Buonasera, ben ritrovate, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque lo avete sentito, appena terminata questa lunga non stop natalizia per farvi compagnia in questo Natale diverso rispetto agli anni scorsi. Ed oggi è una giornata importante perché è entrata in Italia il farmaco anti-Covid Pfizer che raggiungerà lo Spallanzani a Roma, poi domani dovrebbe partire per tutte le regioni italiane. Dal 27 scatterà questa grande campagna vaccinale, una campagna davvero storica, e ne abbiamo parlato assieme al governatore che oggi si è collegato con noi via Skype, il governatore Luca Zaia, che ha detto: questo sicuramente è un Natale difficile ma noi ce la faremo. Sentiamo. Io intanto auguro a tutti che questo sia il primo e l'ultimo Natale che viviamo in questa condizione di tristezza e soprattutto di restrizioni, di mancanza di libertà e di grande preoccupazione a causa di questo incubo che si chiama Covid. Dall'altro il mio augurio principalmente va a tutte le persone che sono ammalate, non solo il Covid, ma anche coloro che non godono di salute in questo momento, e agli strepitosi eroi della sanità del Veneto, le 60.000 persone, uomini e donne, medici, infermieri, OS, insomma tutti coloro che lavorano nei nostri 68 ospedali del Veneto, che in questo momento molti dei quali stanno anche lavorando fisicamente in queste ore, il giorno di Natale, per curare i 3.400 pazienti Covid e gli 8.000 pazienti non Covid che sono ricoverati negli ospedali del Veneto. Che aggiornamenti ha, Presidente, in questa giornata? La macchina della sanità non si ferma per i pazienti non Covid, e lo voglio sottolineare anche perché vorrei ricordare che siamo una delle poche regioni in Italia che eroga un servizio sanitario anche alle patologie non coronavirus. Le ho detto, quasi 8.000 pazienti in questo momento non coronavirus. E ieri mattina le sale operatorie erano aperte per i pazienti oncologici, per dire, no? Ricordiamole queste cose. Quando si parla della sanità del Veneto, varrebbe la pena forse di ricordare a tutti che la qualità di una sanità la si vede proprio dalla capacità di prendere in carico e in cura i pazienti. Ecco, noi pazienti che siano Covid o non Covid li abbiamo fino ad ora presi in carico tutti. E dall'altro dico che abbiamo pressione sanitaria perché ci sono 3.400 pazienti. Se da un lato le terapie intensive più o meno hanno 30-40 postazioni in più rispetto a marzo, invece l'occupazione dei letti è di 1.000 posti in più rispetto a marzo. Questo ci dice che comunque qualcosa sicuramente è cambiato. Stiamo procedendo velocissimamente con la dottoressa Ricci, che è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico, con tutta la sua squadra, a sequenziare molti campioni di virus per capire anche che mutazioni ci sono state e se c'è anche la variante inglese. È la giornata in cui ha passato il Brennero il vaccino, il primo convoglio, l'abbiamo visto, questo furgone che porta in Italia il vaccino Pfizer. Insomma, sono davvero ore importanti. Questo è appunto è un messaggio di speranza. Cosa possiamo dire? Comunque, ovviamente, nella libertà, questo lo ricordiamo, non c'è nessun obbligo e il vaccino è arrivato in Italia, no Presidente? E guardi, intanto ha fatto bene, dottor Avarino, ricordare che il vaccino è obbligatorio, quindi eviterei, come al solito, di far polemiche su tutto. Quindi i cittadini che vorranno sottoporsi alla vaccinazione hanno il diritto di avere una risposta. Dopodiché si inizierà con una vaccinazione simbolica il 27, quindi fra un paio di giorni. I vaccini arrivano direttamente all'azienda ospedaliera di Padova, poi verranno distribuiti a tutte le ULSS. Sono solo 875 dosi per il Veneto, sono nulla, però è la giornata della vaccinazione a livello europeo. Dopodiché dal 28 arriveranno altri lotti e da lì si inizierà, ovviamente con priorità agli anziani e ai 30.000 anziani delle case di riposo. Abbiamo 300 case di riposo con 30.000 anziani e 30.000 operatori, e parimenti ovviamente con la stessa priorità tutti gli operatori del mondo della sanità che vorranno vaccinarsi, e poi a seguire le diverse fasce d'età in base ovviamente alla categoria a rischio e quello che è stabilito dal piano di sanità pubblica. Poco fa citavo anche quelle minacce ricevute in questi giorni, che sono stati momenti di tensione. L'abbiamo vista convinto ovviamente a continuare il proprio lavoro, però allo stesso tempo un po' colpito, contento probabilmente della tantissima solidarietà ricevuta. Insomma, vuole spendere un pensiero anche per questo? Ma guardi, intanto le dico che io non mi aspettavo la solidarietà che ho ricevuto e sto ricevendo, cioè
per dire gli auguri di oggi sono tutti in quella direzione. E quindi grazie di cuore a tutti, perché non riuscirò a rispondere a tutti. E dall'altro, guardi, io penso che ci sia un po' un combinato disposto. Intanto è comprensibile che ci siano persone arrabbiate, è comprensibile che ci siano persone che hanno difficoltà, pensi a chi magari ha un disabile in casa, che vede che i progressi acquisiti nei mesi prima del Covid poi se ne vanno tutti perché c'è la chiusura delle scuole, non c'è più il sostegno, non c'è più le attività, la palestra per chi doveva fare fisioterapia. E chi perde il lavoro, sono 60.000 persone che hanno perso il lavoro, chi comunque va in difficoltà, pensi ai genitori separati o agli anziani che hanno bisogno di cure. Però tutto questo, io dico, lo si può affrontare, è comprensibile, ma lo si deve fare con civiltà. Allora, prima roba, le proteste, penso alla protesta che è stata fatta sotto casa mia da una ventina di persone, penso che la protesta, la manifestazione sia sacrosanta. Io mi batterò sempre perché ci sia la possibilità per tutti di esporre le proprie opinioni. Ovviamente stiamo parlando di persone che non parteggiano per noi, votano in tutt'altra direzione, quindi ha una dimensione politica. Però penso che l'unica roba discutibile è quella di andare sotto casa, perché sotto casa vuol dire infrangere anche l'ultima barriera. E l'altra roba discutibile è che non si fanno i video per dare indicazioni di come arrivare a casa mia. Poi dopodiché io dico, la protesta possono condividerla, però è giusto che tutti possano protestare. Dall'altro invece ci sono, siccome poi quando si protesta qualcuno usa anche toni troppo aggressivi che vanno oltre il dibattito e vanno sul personale, poi vanno a izzare, come è accaduto, i lupi solitari che guardano la TV e se la prendono con quello che vedono in TV e cominciano con le minacce, quelle pesanti. Dunque queste le parole del governatore Zaia ed ora invece i dati relativi al contagio del consueto report regionale sono 3.505 le persone positive in più nelle ultime 24 ore nel Veneto, nel Trevigiano sono 818, 388 sono le persone che si trovano ricoverate in terapia intensiva, 2.887 invece quelle che si trovano ricoverate in ospedale in area non critica, 50 purtroppo i decessi nel Veneto nelle ultime 24 ore. Un Natale dunque difficile, lo abbiamo detto più volte, noi abbiamo raccolto gli auguri che il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, ha voluto fare a tutti i trevigiani. Sentiamolo. Buon Natale! Inizio con la fine, perché Buon Natale è l'augurio che ci facciamo tutti gli anni, ma in questo momento in particolare abbiamo davvero bisogno che diventi e che sia un buon Natale. Non dobbiamo fare finta che sia tutto a posto, che sia come sempre. Viviamo in un periodo difficile, tanto questo Natale ci ha riempito di preoccupazioni, di paure, di difficoltà, ma proprio per questo non dobbiamo rinunciare a darci forza, a lasciarci donare speranza, perché è questo il contenuto profondo della celebrazione del Natale. L'umanità non è lasciata da sola, mai. C'è un Dio che si prende così a cuore del destino dell'umanità, ma di ogni singola persona, delle famiglie, delle comunità, se ne prende così cura da venire Lui a vivere con noi, ad assumere la nostra esistenza. E sappiamo quanto l'esistenza terrena di Gesù sia stata segnata da difficoltà, da prove, da sacrifici, fino alla croce. Ma quel bambino che noi celebriamo nella notte di Natale non è come tutti gli altri nella storia, passato per una vita, è arrivato ad un sepolcro ed è finita lì. No, quel bambino è colui che è risorto ed è vivo con noi. Per quello lo celebriamo e per quello ci lasciamo dare la speranza di un bambino che nasce. La nostra storia deve essere sotto questo segno qui, non di un mondo che si chiude, non di cose che finiscono, non di realtà alle quali dobbiamo rinunciare, ma una vita nuova
che rinasce, perché continua a rinascere. Rinasce oggi nelle nostre relazioni, lì dove possiamo incontrarci, lì dove possiamo assicurarci un incontro reciproco, una cura gli uni per gli altri, lì dove possiamo assicurare anche solo ad una persona, a un bambino, a un anziano, a un ammalato, a un diversamente abile, a una persona esclusa e emarginata, che è amata, che è voluta, anche attraverso di noi. Per questo l'augurio di Buon Natale a tutta la comunità e a ciascuno di voi, cari fratelli e care sorelle, è di poter diventare, con l'aiuto del Signore, benedizione per coloro che incontriamo. Se una persona, anche soltanto una persona, potrà stupirsi di un sorriso, di una piccola gioia, di una speranza, anche grazie a noi, sarà stato davvero un buon Natale. Benedizione, pace e bene a tutti voi. Ed ora invece sentiamo le parole e gli auguri del sindaco di Treviso, Mario Conte. Cari cittadini, è arrivato questo Natale 2020, un anno particolarmente complicato, doloroso all'insegna delle restrizioni, ma che ha esaltato le caratteristiche di una grande comunità, facendo emergere lo spirito di solidarietà che ci rende davvero unici nel saperci aiutare e nel voler comunque, anche nelle difficoltà, guardare avanti. Oggi siamo chiamati a festeggiare questo Natale, questo Capodanno con responsabilità, con testa e soprattutto con tanto amor proprio, cercando di tutelare noi stessi e le persone che ci stanno vicine, a partire dalle nostre famiglie. Consentitemi un ringraziamento ovviamente ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai volontari, alle forze dell'ordine, ai sindaci, a tutte quelle persone che in questa gestione pandemica hanno gettato il cuore oltre all'ostacolo e lo stanno continuando a fare proprio in questi giorni. Ecco perché vi chiedo di ricordare tutte queste persone, le persone che stanno lavorando, che stanno combattendo, che stanno soffrendo anche in questi giorni di festa, cercando di non superare quel limite di responsabilità che ci siamo autoimposti. Lo dobbiamo fare perché vogliamo guardare al 2021 con speranza, la speranza che tutto questo finirà e di poterci presto riabbracciare e tornare a quella normalità e quotidianità che tanto ci manca. Quindi auguro davvero a tutti voi, alle vostre famiglie, un Natale di speranza e responsabilità e soprattutto un 2021 che lasci alle spalle i sacrifici e il dolore del 2020 e ci proietti verso un futuro glorioso che la nostra città merita, perché è composta da una comunità straordinaria che ha dimostrato, grazie alla solidarietà, di saper far squadra e di poter andare avanti con grande fiducia. E durante questa giornata, questo Natale, noi abbiamo voluto trascorrere qualche momento assieme ai carabinieri che operano H24 nel territorio. Siamo andati in via Cornarotta a Treviso nella centrale operativa. Oltre 1000 le chiamate giornaliere alla centrale operativa dei Carabinieri di Treviso, nella sede provinciale di via Cornarotta. Le maggiori richieste, soprattutto per chiarimenti, informazioni sulle restrizioni in atto da zona rossa. Perché il 112 è il numero di emergenza unico, quindi il cittadino chiama il 112, poi l'operatore valuta la telefonata e abbiamo ricevuto oltre 360 telefonate solamente per richieste di chiarimento sulle norme. Erano da poco entrate le norme regionali e quelle nazionali. Tra le domande più frequenti gli spostamenti per andare a trovare parenti e amici. Quella più banale, è quella di chiedere se si può andare a fare la spesa. C'è la domanda che viene fatta solitamente, è quella di andare a trovare parenti o amici, naturalmente indirizzato soprattutto a genitori anziani che hanno naturalmente delle particolarità. Quindi in questo caso anche non autosufficienti. Naturalmente. In questo caso sappiamo che ci si può spostare, ma anche tante le richieste più bizzarre. La più curiosa è stata quella
nella richiesta di spostarsi da un comune ad un altro per l'acquisto di sigarette elettroniche. I trevigiani in questi difficili giorni di restrizioni si dimostrano molto rispettosi delle normative in vigore, a dirlo gli stessi carabinieri, il cui ruolo, oltre ad assicurare i consueti servizi di prevenzione generale dei reati, è quello di essere al contempo vicini alla comunità nell'aiuto che arriva anche con una semplice rassicurazione. Si sono stratificate le ordinanze regionali, i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non tutto, soprattutto alla categoria degli anziani, è sempre molto chiaro. Approfitto per fare gli auguri a nome di tutta l'Arma dei Carabinieri trevigiana, a tutti gli ascoltatori e a voi. Grazie mille. Carabinieri che ovviamente anche oggi erano sulle strade trevigiane, ma non solo, per far rispettare le regole, ma anche per essere vicini ai cittadini e per dare loro dei consigli. Sentiamo. Pochissima la gente che oggi transitava lungo le strade del Trevigiano, ma loro i carabinieri erano lì pronti non solo per far rispettare le regole, ma anche e soprattutto per aiutare i cittadini, come nel caso di una signora che aveva bisogno di una mano ed ha chiesto aiuto ai militari. Ci è capitato di, in maniera l'abbiamo fatto molto volentieri, aiutare una signora che ci ha chiamato nella notte, aveva terminato i farmaci, quindi una nostra pattuglia si è recata a casa, ha preso la ricetta medica e poi acquistato i medicinali che poi era capitato alla signora. Molti cittadini chiamano proprio per chiedere informazioni, soprattutto ora dopo il nuovo DPCM. Ci teniamo a precisare che noi ci siamo per i cittadini, soprattutto per i frequenti supporti informativi che ci chiedono, quindi le informazioni che giungono alla nostra centrale operative, quindi sul 112, ma anche alle stazioni che sono capillarmente presenti sul territorio. Quindi invitiamo i cittadini a chiamarci, contattarci in caso di dubbi e saremo ben lieti di fornire qualsiasi delucidazione abbiano bisogno. Le domande più frequenti sono proprio quelle relative agli spostamenti. Si tratta infatti di una delle previsioni dell'articolo 1 del decreto legge, quello che infatti durante le festività che vanno dal 24 dicembre fino al 6 gennaio c'è la possibilità di raggiungere una volta al giorno un'abitazione privata, ricordiamolo non più di 2 persone, ad eccezione di minori sotto i 14 anni. Quindi spesso le persone ci chiedono conferma a quello che è già scritto nel decreto legge e noi siamo ben lieti di poter confermare. Un Natale diverso anche per loro. Certamente è un Natale molto particolare, ma i nostri compiti di vicinanza alla popolazione, alla gente, non cambiano. Abbiamo qualche diverso compito che è quello di fornire queste informazioni, che è quello di stare vicino alla gente, di rispondere a queste domande specifiche e magari anche cercare di dare rassicurazione. Però ecco, anche per noi è un Natale sicuramente oggi di lavoro, per molti di noi, ma è un lavoro che facciamo volentieri proprio perché cerchiamo di garantire un Natale, se si può dire, il più possibile normale rispetto agli altri anni. E torna domani alle 12:30 il punto stampa del governatore Zaia per fare appunto il punto della situazione sui contagi Covid. Dunque domani alle 12:30 dall'unità di crisi di Marghera. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e dovremo collegarci ora con il nostro Lucio Zanato e la nostra Nicoletta Rizzetto che si trovano, se non sbaglio, a Refrontolo. Lucio, buonasera. Abbiamo qualche problema di audio? Daniela, giusto per chiudere questa serata, questa giornata di Natale, vi voglio far vedere le immagini del Mulinetto della Croda illuminato per queste festività. Un'immagine bellissima, un'immagine natalizia che deve essere di buon auspicio per questo Natale per il 2021. L'amministrazione qui di Refrontolo ha voluto illuminarlo quasi veramente a presepio perché è una rinascita. Il Mulinetto della Croda, lo ricordiamo, è stato simbolo di una grande tragedia, ma adesso è anche momento di rinascita, un po' come deve essere il 2021. Io queste immagini e come dire, auguriamo ancora una volta a tutti voi buon Natale. A te Daniela. Grazie Lucio, bellissime davvero le immagini.
Ed ora andiamo avanti perché abbiamo parlato oggi anche con il campione Igor Cassina, che da qualche tempo vive nel Trevigiano e anche per lui è stato ovviamente un Natale diverso. Sono qui vicino a voi, mi sono trasferito da un po' di anni in terra veneta, precisamente ho avuto anche la residenza da poco in quel di Silea e sono con la mia compagna di vita Valentina e il figlio Riccardo che stiamo festeggiando questo momento un po' particolare rispetto alle normali tradizioni per la quale siamo sempre stati un po' abituati, ma sono sempre convinto che dietro ogni situazione particolarmente un po' differente dal solito si riesce sempre a trovare quella forma migliore, buona e costruttiva in maniera ottimistica. Un Natale diverso, anomalo, anche lui lontano dai genitori, che ha potuto salutare solo attraverso una videochiamata, come molti trevigiani. Io vi posso dire e confermare che sono nato vicino a Monza e con i miei genitori ho sempre avuto la tradizione per 42 anni, da quando sono nato, di fare la vigilia e il Santo Natale a casa dei miei genitori. Questo di fatto è il primo anno dopo 42 che non lo festeggio insieme ai miei genitori. Naturalmente ho avuto modo di sentirli, di fare una videochiamata che da questi ultimi mesi è diventata molto gettonata per poter creare connessione con le persone, ma l'anno prossimo sarà ancora migliore perché ci ricorderemo questo Natale 2020. Poi l'appello a non fermare lo sport. Quello che posso dire a favore dello sport è che sicuramente tutti gli sport che possano essere praticati con le norme di sicurezza che sappiamo che ci sono e sono vigenti, ma si possa dare la possibilità concreta di praticare lo sport, perché praticare sport significa di fatto prevenire l'insorgere di una serie di disturbi e alzare automaticamente le difese immunitarie, che sappiamo in questo periodo è molto importante. Grazie al mio amore Valentina e grazie a tutti voi per avermi adottato in qualche modo. Buon Natale! E adesso il Natale con gli alpini di Treviso. Scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta freddo al gelo, e vieni in una grotta freddo al gelo. Natale con gli alpini della città di Treviso, sezione di Treviso, tra loro il generale Italico Cauteruccio e il capogruppo Dario Del Borgo, insieme a Silvia, rappresentante del gruppo Stelle Alpini di Treviso. Tante le iniziative portate avanti fino ad ora. Quelle della protezione civile ormai sono note a tutti, per quanto riguarda il volontariato alpino. I nostri soci abbiamo gestito i mercati durante il lockdown primaverile a oggi. Ricostruire un clima di fiducia partendo dal senso di responsabilità, ora più che mai i valori solidi e antichi portati avanti dal nobile cuore delle Penne Nere, che nel pomeriggio di Natale da via di Coubertin hanno voluto ricordare l'amico alpino prematuramente scomparso Claudio Marini, che ieri avrebbe compiuto 57 anni. I bravi alpini sono partiti, mostrano la forza ed il coraggio della loro santa gioventù. Sono dell'Alpe dei cadenti, della robusta giovinezza. E torna la Via dei Presepi, il percorso fra le riproduzioni della Natività da scoprire nelle chiese cittadine. Un tour alla scoperta dei presepi monumentali allestiti nelle chiese trevigiane che partirà dal 26 dicembre fino al 10 gennaio, dal Duomo alla chiesa di San Francesco, a Santa Maria Maddalena, Santa Maria Maggiore, Sant'Agnese e Sant'Andrea. L'iniziativa, giunta alla terza edizione, rappresenta, come ha sottolineato l'assessore ai beni culturali Lavinia Colonna Preti, l'occasione per riscoprire il significato vero del Natale, alla ricerca dell'elemento simbolo che fa capolino in ogni casa e che ravviva lo stupore dei bambini. Questa via dei presepi, continua a coltivare il senso di stupore, di meraviglia, perché i bambini si collocano dentro i presepi, vicino alla capanna, vicino alla pecorella, vicino alla fontana, che magari
così attiri di più l'attenzione, e garantire a loro di conservare questo tipo di sorpresa e di meraviglia penso sia un dovere di tutti. Luoghi di fede e veri scrigni di tesori artistici, alcuni realizzati dall'artista Cristian Preda, altri dal gruppo francescano, infine presso la sede dei Vigili del Fuoco il presepe ispirato all'operatività dei pompieri. Due squadre dei Vigili del Fuoco vestite con gli abiti diciamo con l'abbigliamento tipico del 1900, dell'inizio del Novecento, quindi i pompieri civici, che appunto intervengono in corrispondenza di un'abitazione investita da un incendio, andando appunto a tutelare, andando a proteggere quella che è la stalla in prossimità all'interno della quale è presente la natività. Nell'ambito dell'iniziativa La Via dei Presepi, l'assessorato all'istruzione ha partecipato all'iniziativa con il progetto Nell'aria magia nelle mani fantasia. Gli alunni delle scuole e degli istituti comprensivi della città hanno realizzato elaborati natalizi che verranno posti a fianco dei presepi quale segno di vicinanza e di augurio alla comunità trevigiana. E ora vediamo invece alcuni dei presepi che ci avete inviato: la natività della famiglia Rampazzo da Celeseo, da Silvia e Nadia, Vittorio Veneto, la famiglia Pase Masette di Mareno e ancora Casellato Diego di Vascondi Carbonera. Buon Natale a tutti quanti da Nadia e Silvia. Ciao! Ed ora siamo quasi al termine, ci ricolleghiamo con Lucio Zanato, la nostra Nicoletta Rizzetto, per una ultima sorpresa, vediamo. Sì Daniela, è pronto il brodo e sono pronti anche i tortellini perché la sera di Natale non può che finire così. Sono con Veronique, che è la signora qui a Moriago della Battaglia che ci ha ospitato con la famiglia insieme a Mario, una coppia qui di Moriago. Intanto grazie per averci ospitato. Come è andato questo Natale per voi? È andato bene, siamo stati noi due da soli, purtroppo non abbiamo potuto vedere il resto della famiglia, ma bisogna stare alle regole e quindi l'abbiamo passata molto bene. Comunque abbiamo mangiato bene, bevuto meglio, cosa possiamo chiedere di più? Beh, stare bene è importante perché abbiamo visto che in questo momento è stare bene. Venga avanti perché abbiamo veramente un minuto nel corso del telegiornale. Vogliamo chiudere con Mario che giustamente, siccome siamo nel territorio UNESCO, apre una bottiglia di Prosecco. Che cosa ci vogliamo augurare con questa bottiglia? Auguriamoci che il 2021 sia molto meglio del 2020, perché così quest'anno è stato un anno proprio orribile, disastroso, sia anche per la viticoltura in parte, non del tutto, ma per me sì, ma anche per tutto quello che è successo. Però c'è un vantaggio, che siamo ritornati un po' alle origini, nel senso che stiamo facendo delle cose che ormai erano 40 anni che non si facevano più. Il Natale parco, rilassato, in famiglia anche abbastanza ristretto, forse troppo a volte, però tra di noi, e comunque con i nostri animaletti che li abbiamo
li abbiamo sentiti e insomma, torniamo un po' alle origini. Diciamo. Allora, con questa coppia che rappresenta un po' tutte le nostre coppie, le coppie che hanno seguito in questo pomeriggio insieme ad Antena 3, ha seguito questo pomeriggio di Natale, non ci resta che aprire il prosecco e augurare per il 2000 con i tortellini o cappelletti, io non ho mai capito bene la differenza tra i due. Io consiglio un bel Prosecco Doc Soligo, bene, che è anche l'uva di mia produzione. Ecco, perfetto, quindi abbiamo capito tutto quello che segue la produzione del Prosecco. A me non resta che aspettare che stappi il Prosecco. Mi metto, come è consuetudine, qualcosa di rosso per Natale. Vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per questo viaggio oggi che ci ha tenuto, insomma, che ci hanno tenuto compagnia. Io vorrei ringraziare tutte le persone che sono state con noi, le persone che si sono collegate, i carabinieri, grazie anche al comandante provinciale dei carabinieri di Treviso, Gianfilippo Magro, che ha reso possibile anche tutti questi collegamenti, quindi li ringraziamo davvero, ma non solo. Proprio prima di chiudere vorrei che si avvicinassero qua a noi tutti i colleghi, quelli che avete visto, ma anche quelli che stanno dietro alla telecamera, perché quindi mascherina giustamente perché sono tutti qua, per augurarvi davvero un buon Natale. Anche i colleghi che sono ora in regia, quindi Tony Esposito e Italo Morao, un grazie davvero a tutti per essere stati con noi e per aver reso davvero possibile questa giornata, questa non stop. Grazie anche a tutti i colleghi, Anna Maria li vedete, tutti quanti, Alessandro, Mattia, Cristian e Simone. Grazie davvero a tutti. Grazie, buon Natale ancora e io vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Arrivederci. Buon Natale, buon Natale. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Decisa svolta nello scenario meteorologico, il ciclone si sposta verso sud e la giornata di Santo Stefano sarà così, all'insegna del bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto migliora il contesto, lo vediamo dalla grafica di sabato 26 dicembre, non ci sono più le nubi e la pioggia delle scorse ore, ma un bel sole su tutta la nostra regione, dove il cielo sarà sereno, tuttavia con un clima ventoso e freddo. Temperature infatti in graduale calo, minime sotto zero quasi ovunque, valori massimi invece fino ai 5-8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, anche qui avremo un tempo stabile e soleggiato con cielo terso e limpido. Temperature minime fino a -2 gradi, massime invece fino ai 7 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento dappertutto, non sono attese precipitazioni. Temperature minime fino a -4 gradi, massime invece fino ai 3-4 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Il talento è scintilla, il genio fiamma.